Eccoci qua, sì, un applauso ce lo possiamo fare, assolutamente, perché stamattina eravamo già più addormentati, adesso invece, dopo la pausa pranzo, siamo pronti per riaccendere i riflettori su questo palcoscenico, il Teatro Eliseo, ancora una volta la casa delle voci, dei cori dell'isola che si danno appuntamento qua per la nona edizione di Amanutenta, il concorso corale intitolato a Bobore Nuvoli, perché a lui ovviamente vogliamo sempre rivolgere il nostro pensiero di questa città, Nuoro, patria dei cori, un concorso corale internazionale che stamattina ha già avuto modo, in questa fase dedicata alle audizioni, di ascoltare gli inediti delle voci maschili e delle voci miste, e adesso invece si prepara a valutare attraverso un attento lavoro della commissione di qualità altre sezioni legate alle corali classiche e ai brani tradizionali. Quindi qui ci sarà un'alternanza davvero di esperienze provenienti da tutta l'isola. Mi vedete guardare ogni tanto da qualche parte perché siamo anche in diretta streaming, per cui chi non è qua e ha desiderio di assistere comunque a quello che accade in questa fase preliminare al galà che titolerà anche le premiazioni, può farlo, perché tutto qui vive nel rispetto assoluto della trasparenza. Intanto un saluto ai giurati. Stamattina l'abbiamo presentati, questa sera torneremo a farlo, però permettetemi insomma di salutare Sandro Pisanu, Giovanna De Murtas, Ugo Spanu, Marco Maiero e il presidente della commissione Pasquale Veleno, che torneranno adesso ad appuntare quelle che sono le loro impressioni, ovviamente in termini tecnici, dando valutazioni attente per quel che riguarda la competenza del loro operato. Anzi, facciamo un applauso alla commissione, alla giuria di qualità. Noi adesso iniziamo subito quindi con la sezione corali classiche e invito sul palco l'associazione ProArte di Alghero. Voi sapete che alcune formazioni che già stamattina hanno concorso per altre sezioni possono tornare a farlo essendosi iscritte. Facciamo appunto questo lavoro attento, focalizzando l'attenzione proprio sezione per sezione su quella che è la loro partecipazione e la loro presenza. In questo caso l'associazione ProArte di Alghero, diretta da Domenico Balzani, propone un brano anche nella sezione delle corali classiche e il brano che adesso presenteranno lo chiederò direttamente a loro. Aspettiamo un attimo che loro abbiano ovviamente il tempo di posizionarsi. Vedete, ci sarà anche l'ausilio di una tastiera, lo abbiamo ribadito stamattina. Alcune formazioni ovviamente avendolo richiesto possono ovviamente avvalersi anche di questo suggerimento musicale per quel che riguarda la loro prova, che è oggetto di valutazione, essendo questo un concorso. Devo dire che Alghero si presenta in forze perché siete veramente tanti, però adesso aspettiamo anche l'arrivo del maestro Balzani, la predisposizione della tastiera e possiamo assolutamente procedere all'ascolto. Ecco, vorrei il maestro qua vicino a me, anche perché vorrei chiedervi che cosa cantate in questa sezione. Allora, noi cantiamo un brano a cappella, senza l'ausilio della tastiera, e cantiamo un brano che è un brano tradizionale gospel, Near My God to Thee, però noi lo cantiamo in una versione ritmica, traduzione italiana. È un brano molto famoso perché è stato un brano anche utilizzato per la colonna sonora di un film importante come I Titanici, perché si ritiene da tradizioni storiche che l'orchestra che era sul Titanic in effetti come ultimo brano prima della tragedia suonò questo brano. Queste sono le testimonianze storiche, ecco.
Però lei si limiti a dirmi il titolo e l'autore, se no questi mi dicono che io favorisco un coro anziché l'altro. Faccia da bravo. Lo chiederò adesso da questo momento in poi a tutti i direttori del coro che cosa faranno, così nessuno. Questa tastiera ci piaceva averla qua come elemento coreografico, va bene uguale? Va bene. Allora ascoltiamo la prova, il brano in concorso dell'Associazione Pro Arte di Alghero, diretta da Domenico Balzani. E questo è l'applauso che chiude l'esibizione degli amici di Alghero, che invece hanno aperto questa seconda parte di audizioni, l'associazione Pro Arte diretta da Domenico Balzani. Adesso potete applaudirli, sì, così li ringraziamo per questa partecipazione che appunto apre il nostro pomeriggio di ascolti. È la volta della Corale Polifonica di Bortigali, diretta da Cinzia Falchi. Intanto comincio a farvi avvicinare, così economizziamo. Adesso il caso di Alghero, come vedete, porta con sé tanti elementi e quindi abbiamo qualche secondo in più da spendere per quel che riguarda appunto la disponibilità del palco. In attesa dell'arrivo del direttore della Corale Polifonica di Bortigali, vi comunico che per questa sezione sono 7 le formazioni iscritte e che quindi andremo ad ascoltare. Anche nel caso di Bortigali vedete un'associazione numerosa in organico. Stamattina abbiamo avuto modo di ascoltarli in un brano inedito e stasera invece prestano le loro voci anche per questa sezione. Vi ricordo che poi dalle ore 19 apriremo idealmente il sipario e quindi accenderemo i riflettori su quello che è il galà
quindi la festa che ci porta poi verso le premiazioni dopo questa lunga giornata di audizioni. Vorrei la maestra, il direttore Cinzia Vicino, titolo e autore del brano. Buonasera a tutti, noi ci esibiremo con un brano di Johann Sebastian Bach, l'aria sulla quarta corda. Vi ascoltiamo allora la corale polifonica di Bortigali diretta da Cinzia Falchi. Corale polifonica di Bortigali, Cinzia Falchi ha diretto il sodalizio. Vi ringrazio e ovviamente ci vediamo ancora nel corso di questa giornata dedicata al canto e alle espressioni corali della nostra isola. Procediamo sempre per la sezione corali classiche, il tempo di liberare il nostro spazio scenico che vedrà protagonista l'associazione culturale
musicale.musica. Dolianova, un centro del Parteolla, da qui arrivano i componenti che adesso ci raggiungeranno, diretti da Lucia Porceddu. Quindi possiamo cominciare a varcare quello spazio, quelle scale che ci dividono per essere qui. Il titolo del brano, Bella Ciao, testo popolare su musica di Gianni Malatesta. L'arrangiamento è a cura di Lucia Porceddu, che dirige l'organico di Dolianova. Il tempo di posizionarsi e poi ascolteremo le loro voci. Questa prima parte, la fase delle audizioni, siamo un po' più formali, anche se ovviamente vogliamo tenere sempre un contesto di leggerezza, e poi stasera ovviamente grande festa, anche perché avremo ospiti che interverranno e quindi davvero questa sala sarà piena di persone, perché insomma da giorni si è registrato anche il sold out, così si dice, quando va subito in vendita tutto quello che è il numero dei biglietti a disposizione. Intanto, ecco, mi ha raggiunto anche Lucia. Non è questo? Come? Spunta la luna dal monte, c'è un errore. Io adesso farò una strage dietro le quinte. Lo dico bonariamente. Lo dico bonariamente anche perché spunta la luna dal monte, però dopo è prevista questa. Abbiamo solo invertito noi nel ricopiare. Nessun problema. Quindi, tra l'altro, mi ricordo gli autori perché sono Gino Marielli e Pierangelo Bertoli, un brano portato al successo da Itazenda, Spunta la luna dal monte, associazione culturale musicale Punto Musica di Dolianova, diretto da Lucia Porceddu. Applauso, a questo punto sì. A questo punto mi devo scusare con voi.
Associazione Culturale e Musicale Punto Musica di Dolianova. Lucia Porceddu ha diretto l'organico che ritroveremo ovviamente nel corso della giornata. Procediamo sempre per la sezione corali classiche con l'associazione Coro Lorenzo Perosi di Dorgali, diretta da Donato Di Iorio. Adesso ci raggiungerà con tutti i suoi componenti. Possiamo già cominciare a varcare la soglia per fare in modo che siate qua in pochi secondi pronti per proporre Ubi Caritas, testo e musica di Ola Gigliello, l'associazione Coro Lorenzo Perosi di Dorgali. Come vedete lo abbiamo messo in evidenza anche nel corso della mattinata. Sullo sfondo ci sono delle immagini che ci portano subito dentro il contesto che i nostri cori abitano, ma soprattutto ci danno anche il senso di questo viaggio che noi abbiamo intrapreso da stamattina per quel che riguarda la prima parte delle audizioni, che continueremo ovviamente a tenere anche in questa seconda parte. Ci hanno raggiunto tutti, compreso Donato Di Iorio, che dirige l'associazione Coro Lorenzo Perosi di Dorgali.
Coro Lorenzo Perosi di Dorgali, Donato di Iorio. Ci ritroveremo ovviamente nel corso di questa giornata anche con voi. Vi congediamo momentaneamente perché poi insomma questa sarà la festa di tutti e del ritorno di tutte le corali poi su questo palco. Intanto invitiamo già a raggiungerci il coro polifonico femminile di Porto Scuso, diretto da Nadia Fois. Pian piano ci raggiungono su questo palco, si predispongono. Nel loro caso la proposta in concorso, potete pure accomodarvi certamente, è Lave Verum Corpus, con testo e musica di Francis Poulenc. Nadia Fois è già al mio fianco pronta per dirigere il sodalizio. Adesso attendiamo che tutti si posizionino. Porto Scuso è presente adesso, siccome alcune corali sono ritornate, dei centri li abbiamo già citati, seppur con formazioni differenti, come nel caso di Dolianova. Adesso insomma invece ospitiamo per la prima volta in questa giornata Porto Scuso, questa corale che arriva da questo centro al sud dell'isola. Abbiamo già annunciato il brano che proporranno, quindi vi lascio l'ascolto del coro polifonico femminile di Porto Scuso diretto da Nadia Fois. Coro polifonico femminile di Porto Scuso, Nadia Fois ha diretto il sodalizio di queste signore che ritroveremo più tardi e vi assicuro che faremo festa insieme tutti quanti, sarà una serata bellissima e molto armoniosa. Intanto grazie per essere state con noi, procediamo con le audizioni, vedo che la commissione è all'opera, ascolta tutto, appunta. Poi, come sapete, si riunisce, si confronta e da questa valutazione complessiva emergono poi i titoli per quel che riguarda il posizionamento in classifica per ciascuna sezione delle diverse corali. Intanto ci stanno già raggiungendo sul palco i componenti del coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari.
il coro diretto da Ciro Cau. Il brano in programma e in concorso è L'Ave Verum di Gounod, e quindi il tempo di arrivare, ascolteremo anche le loro voci. Per tornare al discorso che abbiamo aperto, ci sarà ovviamente una classifica per ciascuna sezione in concorso, ma come abbiamo avuto più volte modo di precisare, ci sarà anche un super vincitore che travalica le diverse sezioni e che la giuria di qualità determinerà, che praticamente sarà il vincitore assoluto di questa nona edizione del concorso corale, ma ci sarà anche un super vincitore determinato dalla giuria popolare, perché più tardi verranno distribuite delle schede. Ognuno dei presenti in questa sala potrà esprimere il suo giudizio, la sua valutazione, poi nell'arco di pochissimi minuti, perché questa operazione di scrutinio è collaudata negli anni, sapremo anche qual è la preferenza della sala. Ma di questo parleremo più tardi. Abbiamo già presentato anche il brano che proporrà il coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari, diretto da Ciro Cau. Grazie al maestro Ciro Cau e ovviamente al coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari. Anche con voi ci rivediamo più tardi e stiamo per chiudere questa sezione dedicata alle corali classiche. Abbiamo ancora un ascolto e poi ovviamente ci affideremo
ai brani tradizionali proposti dalle diverse corali. Alcune le abbiamo già trovate nel corso della giornata, altre si aggiungeranno poiché iscritte in questa sezione che tra poco andremo a presentare. Intanto vorrei già avere sul palco i componenti del coro Spirito Gioioso di Sassari. Ci raggiungono anche in questo caso con una formazione numerosa, vedo dei giovani e dei giovanissimi che ne fanno parte, quindi man mano che loro ci raggiungeranno avremo modo insomma di salutarli al termine. Il direttore è Luisa Abis e il brano che hanno in programma è l'Ave Maria di Schubert, quindi ascolteremo questo brano proposto dalla formazione che arriva da Sassari, il coro Spirito Gioioso. Qualche secondo per organizzare il tutto. Vi ripeto insomma che questo è l'ultimo ascolto per quel che riguarda questa sezione che abbiamo voluto appunto titolare Corali Classiche, mettendo insieme una serie di esperienze. Anche in questo caso, come vedete, così come è accaduto stamattina, c'è l'ausilio di uno strumento musicale, il tempo di consentire ai nostri ragazzi di organizzare il tutto. Ah, non c'è l'ausilio? Ecco, cosa vuol dire dopo? Ah, nella prossima canzone. Quindi ci siamo tenuti sta tastiera tutto il tempo, tutte le 7 esibizioni la stiamo facendo sparire soltanto alla fine. Va bene così. Allora, coro Spirito Gioioso di Sassari, diretto da Luisa Abis. Spirito Gioioso è il nome del coro di Sassari che ha proposto il brano che abbiamo ascoltato in chiusura della sezione dedicata alle corali classiche, coro diretto da Luisa Abis, che ringraziamo. Grazie di cuore. Ci sentiamo più tardi. Bene,
Siamo all'ultima sezione, quindi all'ultima parte dedicata alle audizioni. Io vedo già al lato del palco una formazione che abbiamo ascoltato anche nella parte precedente, quindi il tempo di raggiungerci, e con questa formazione apriamo la sezione dedicata ai brani tradizionali. Quindi, come per tutte le altre sezioni, la giuria idealmente azzera, perché ha già completato quel che riguarda l'appuntare singole valutazioni per ciò che ha già avuto modo di ascoltare nel prodotto delle sezioni che abbiamo appunto già selezionato. Adesso invece entriamo proprio nel vivo di questa quarta e ultima sezione, con l'associazione culturale musicale Punto Musica di Dolianova. Quindi torna sul palco anche il direttore Lucia Porceddu. In questo caso invece riportiamo anche la tastiera perché è utile all'ascolto e alla proposta di questa formazione. Prima erroneamente, adesso invece recuperiamo quel canto, avevamo annunciato Bella Ciao, testo popolare, ed è quindi il testo è Gianni Malatesta. Adesso ascoltiamo appunto questo brano. Qualche secondo ancora per consentirvi di essere nella posizione ottimale della vostra proposta. Certo. Eseguiremo il brano in tonalità di Mi bemolle minore. Una comunicazione tecnica di servizio. Non l'avevate ancora fatto? Andava fatto sul palco? Non lo so, me lo state dicendo voi. Io prendo atto di questo. Intanto stavo prendendo anche qualche secondo di tempo. Va bene, allora ci siamo. Associazione Culturale Musicale Punto Musica di Dolianova, diretto da Lucia Porceddu.
Associazione Culturale e Musicale Punto Musica di Dolianova, Lucia Porceddu ha diretto il sodalizio che pian piano libera il palcoscenico per creare spazio e per dare la possibilità alla seconda proposta di questa sezione di porgere il brano che hanno scelto tradizionale per concorrere. Stiamo parlando dell'Associazione Culturale Coro Istelotte di Dorgali, che ci raggiunge e si posiziona, diretto da Giansilvio Pinna. Il brano che hanno scelto è Soverano di Tonino Fancello su musica di Gianpriamo Incollu. Quindi è il tempo di ospitare gli amici di Dorgali. Mi permetto